21esima giornata del campionato di Serie B Girone E. Scendono in campo al Pala Paternesi, Foligno e Fortitudo Futsal Pomezia. Si incarica Mentasti della rimessa in gioco, parte Mentasti a deviazione, c'è il vantaggio della Fortitudo Pomezia, 1-0 per la compagine di Esposito. Il rilancio lungo dell'estremo difensore di casa e c'è la palla che finisce sui piedi di Petrucci che riparte, lo scambio con Maina, Maina ancora per Petrucci, Petrucci ne mette un secondo palo, Maina! Il raddoppio della Fortitudo Pomezia, 2-0. Favale scarica palla per Terenzi, Terenzi porta palla e ora l'appoggia a Mentasti, Mentasti lo scarico per Maina, Maina ancora danza sul pallone, se ne va Maina, entra in aria Maina tutto solo di tacco, ma che gol eccezionale di Maina, ancora lui, 3-0 della Fortitudo, un gol strepitoso di Lucas Maina. È Giardini che si incarica di questa battuta, di questo calcio di punizione a favore del Foligno. Parte il tiro di Giardini sul secondo palo, tutto solo trapasso. Si fa trovare indisturbato, accorcia le distanze il Foligno, 3-1. Terenzi porta palla, lo scarico per Mentasti, Mentasti ancora con il possesso palla, lo appoggia, ritorna ancora da Terenzi che la dà ancora a Mentasti, Mentasti la puntata, un'altra deviazione e c'è il quarto gol della Fortitudo Pomezia, 4-1, ancora Mentasti, ancora su deviazione.
Il possesso palla del Foligno con Casniqui che appoggia a trapasso e ora per Proietti, ma la palla ritorna a Casniqui. Casniqui entra e la mette dentro, grandissima conclusione di Casniqui che riduce le distanze per il Foligno. Foligno 2, Fortitudo Pomezia 4. E finisce qui, non c'è più tempo per il Foligno. Nella rimonta la Fortitudo Futsal Pomezia espugna il Pala Paternesi per 4-2 ed arriva alla 14ª vittoria stagionale per la formazione di Stefano Esposito. Sì, anche oggi praticamente era una partita tranquilla che abbiamo affrontato con tanta serenità, visto che insomma, la posizione in classifica per noi ormai è consolidata. Abbiamo cercato di provare qualcosa sempre in ottica playoff, abbiamo continuato a lanciare i nostri giovani che sono tanti e sono bravi, anche oggi hanno giocato in 3. E che dire della partita? Insomma, magari il dato che risalta e che purtroppo mi dispiace un po' è sempre lo stesso, che creiamo tantissimo, creiamo tante occasioni da gol, però la percentuale di realizzazione purtroppo non è molto alta, quindi anche oggi 15 occasioni, abbiamo fatto soltanto un gol all'inizio, però sono contento, insomma abbiamo gestito appunto anche nel secondo tempo, abbiamo provato un po' il portiere di movimento, in ottica playoff sempre, abbiamo lasciato in campo i giovani a turno, sempre insieme ai compagni più grandi, quindi siamo soddisfatti di questo, è stata una buona partita nel complesso. Non sappiamo ancora se giocheremo con il Viterbo e il Cagliari, comunque sono due squadre difficilissime da affrontare, l'ultima partita con l'Italpol credo che sia ormai una passerella anche per loro, quindi una partita da affrontare con la massima serenità in cui coglieremo occasione ancora per provare qualcosa e per farci trovare pronti nei playoff. Playoff purtroppo abbiamo detto è difficilissimo, ce la giocheremo, ce la metteremo tutta, siamo un'ottima squadra secondo me, speriamo di poterlo dimostrare nei playoff e nei scontri diretti visto che non ci è riuscito in campionato. Sicuramente potevamo fare qualcosa in più e dobbiamo fare mea culpa, l'unica medicina che conosco è quella del lavoro, abbiamo altri 15 giorni circa per prepararci bene a questo playoff, cercheremo di mettere la ciliegina sulla torta di una stagione che comunque non è andata poi così male, insomma primo anno in Serie B, siamo lassù, siamo nei playoff ormai da un mese, ci prepariamo per fare bene, percentuali non lo so, è difficile, diremo sicuramente la nostra.